Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati ad una nuova puntata di D-Time, la prima dell'anno nuovo. D-Time è un format dedicato esclusivamente alla Serie D, dove questa sera e dove andremo comunque ad approfondire sul girone B in particolare, ma parleremo anche del girone A, del girone D e del girone F con i nostri ospiti collegati poi in studio. Che dire, io sono qui questa sera per sostituire Federico Casna perché ha avuto un imprevisto, quindi mi sono messo qui e ho chiamato due amici per farmi supportare da Vallette. Da Vallette in queste live e vado subito a presentare il mio amico numero uno che è ospite e opinionista da 2 anni, oltre che essere un agente FIFA, Giovanni Capobianco. Ciao Giovanni. Buonasera, ciao Piero, e sempre grazie per l'invito. Tutto bene? Tutto bene, si lavora tanto, lo puoi notare dalle occhiaie, insomma, dalla stanchezza visibile a livello estetico, però insomma quando si lavora vuol dire che si sta facendo bene. Sì, perché il mercato in questo periodo è impazzito, è stato un mercato come luglio, sembrava a un certo punto di essere all'inizio, no? Quando deve cominciare il campionato. No, poi si lavora senza soluzione di continuità, nel senso che gli altri anni con la chiusura del mercato dilettantistico intorno al 20, il 22, sai, c'era qualche giorno di riposo che tutti gli agenti generalmente prendevano, adesso invece con la riforma e il prolungamento, l'estensione del mercato fino al 5 di gennaio, praticamente neanche il tempo di chiudere le ultime operazioni tra i dilettanti che si apre il mercato dei professionisti, quindi insomma fino al 30 ne abbiamo
abbiamo ancora tanto da fare. Hai giovato, stai giovando di questa situazione, di questa nuova formula di mercato, o è soltanto uno stress? No, devo essere sincero, rispetto agli altri anni, sicuramente quest'anno le operazioni sono state di più, perché tantissime società, anche quelle che si erano ridotte a fare le ultime operazioni, a provare a chiudere il mercato entro il 22, poi hanno avuto ulteriori chance. È una formula che non mi piace, però allo stesso tempo avere la possibilità di un'apertura ulteriore per altri 7, 10, 12 giorni consente a chi si è mosso in maniera non tempestiva di poter ultimare le ultime operazioni. Bene, continuiamo dopo questo discorso. Intanto vado a presentare alla mia sinistra un amico, l'ho conosciuto come direttore generale, poi è diventato direttore sportivo e sta facendo comunque molto bene. E alla mia sinistra è Giuseppe Pardeo. Buonasera, buonasera, grazie. Tutto bene? Mi spiace per l'assenza del presentatore ufficiale della serata, ma abbiamo il volto di Bepi, quindi tanta roba, un privilegio essere con te al tavolo. Esatto, vedi, per la prima volta scendo in campo io, mi faccio la mia live. Bueno, la gente associa un volto a quello che è lì. No, io credevo in realtà che fosse sceso in campo perché ospiti importanti, conduttori importanti, invece... Anche, questo va bene. Riteniamoci privilegiati, dai. Tu con la tua Tritium come vai? Sta andando? Una stagione difficile, però... Beh, ma ieri avete fatto una bella partita, o sbaglio? Sì, si è partiti bene come prima partita del 2024, quindi quando si faceva qualche risultato positivo, che sono stati pochi nel girone d'andata, ogni volta sembrava il momento in cui c'era la svolta e poi si ricadeva. Speriamo che questo invece 2024, che sia partito in maniera positiva, riesca a dare un po' di continuità, che è quello che ci è mancato. Si è visto il cambiamento? È una vittoria in merito della Tritium o un demerito del Legnano, che anche il Legnano non è in una situazione in questo momento bellissima, secondo te? Ma noi abbiamo un andamento tutto sommato, nonostante una posizione di classifica deficitaria, ma comunque abbastanza equilibrato, nel senso non abbiamo mai subito grandi sconfitte o comunque momenti di grandi difficoltà, se non appunto non dare continuità a 2 o 3 risultati positivi, a fare qualche vittoria consecutiva. Quindi qualche segnale di ripresa già nel mese di dicembre l'avevo visto, sicuramente la vittoria di ieri ci dà ancora più ossigeno. Per quanto riguarda il Legnano, una squadra forte che si è anche rinforzata nel mercato di dicembre, era partita anche in vantaggio ieri, una vittoria che poi abbiamo dovuto sudarci. Tutte le partite saranno così. Ne parliamo dopo, intanto vado a presentare anche i nostri ospiti che sono in collegamento. Partiamo da Marco Molluso, mister della Bugherese. Ci sei Marco? Ciao Marco. Buonasera a tutti e buon anno. Come va? Buon anno anche a te Marco. Come va? Stavo meglio ieri mattina. Dopo la sconfitta di ieri non va benissimo, ma sappiamo che è dura per noi per quanto riguarda il nostro percorso e ci stiamo attrezzando per renderla meno complicata possibile. Ieri abbiamo fatto una prestazione un po' indecorosa e mi scuso di fronte al pubblico e ai nostri tifosi perché ci seguono e ci sostengono sempre. Sono tanti anche i tifosi della Bugherese, non sono pochi. Sono tanti, soprattutto in trasferta si fanno sempre sentire, ci danno sempre il loro sostegno. Ieri purtroppo con la sconfitta amara che abbiamo rimediato non siamo stati, diciamo, non li abbiamo resi orgogliosi. È stata un po' una partita complicata e per quello dobbiamo rimettere la testa sul lavoro e rimediare prima possibile. Ma c'è margine, tu vedi margine o dici che siamo No, proprio... la squadra è unita, la squadra è compatta. Purtroppo ieri siamo caduti per merito di una squadra organizzata, per merito di una squadra che veniva da 8 risultati utili consecutivi, aveva perso solo una volta in casa, una squadra molto organizzata. Poi sai, noi siamo una squadra giovane, cerchiamo di trovare varie soluzioni ogni domenica contro le squadre che affrontiamo, perché siamo in grado di esprimerci col nostro gioco, però siamo anche consapevoli che ci sono altre squadre più attrezzate di noi. Non voglio dire che siamo inferiori, perché non siamo inferiori a nessuno, e l'abbiamo anche dimostrato, però dobbiamo rimanere umili e magari ieri abbiamo un po' peccato di umiltà e quindi l'abbiamo un po' pagata. E invece le partite, secondo te, quelle le prime due, quando sei subentrato, che avete vinto, prima con l'Alcione
alla prima che tu sei subentrato, l'hai vinta e giocando anche bene. Com'è possibile questo cambiamento negativo? Cioè, tu arrivi, dai la spinta, come posso dire, dai favoritismo, metti tutto positivo in squadra e poi si va a spegnere invece di riaccendersi, perché vinci con la prima, vinci con la terza, mi sembra con l'Asti, e poi succede che non riesci più a Guarda, ti vincere, fai dico, 4 sconfitte. dopo Asti abbiamo perso in casa col Vado, un po' sfortunatamente, perché diciamo che la partita era una partita equilibrata, era una partita che poteva stare. Il primo tempo è stato un primo tempo molto equilibrato. Abbiamo preso gol al primo minuto di recupero del primo tempo e poi al primo minuto del secondo tempo, quindi diciamo che ci ha un po' tagliato le gambe. Poi sul nostro campo è difficile giocare perché è un campo, tra virgolette, ai limiti della praticabilità, e quindi una volta che vai sotto è molto complicato riprenderla. E abbiamo perso meritatamente, io dico sempre, perché quando si perde poi è troppo facile trovare alibi o cose varie, quindi io quando perdo accetto sempre, non serenamente, ma accetto la sconfitta. Quando siamo andati dal Benga, anche lì non siamo, dopo 10 minuti perdavamo 2-0 perché abbiamo approcciato negativamente come ieri. Col Varese purtroppo è stata la terza sconfitta consecutiva. Primo tempo 0-0 Perdonami, equilibrato. perdonami, però tu stai menzionando, cioè, tutte squadre di altissimo livello, cioè nel senso che poi è vero che i numeri bisogna anche saperli leggere e saperli interpretare. 7 punti in 7 partite sembrano pochi, ma sono tanti secondo me rispetto alle squadre che hai affrontato. Cioè, non mi sarei sorpreso se ne avessi fatti anche di meno, perché mi nomini l'Albenga, mi nomini il Varese, l'Alcione, Asti, cioè tutte squadre di Vado, alta Livorno, classifica. Ticino. Fare 7 punti contro queste squadre non è assolutamente semplice. Quindi i numeri vanno anche letti nel modo giusto e vanno interpretati. Sembrano pochi 7 punti, ma bisogna capire anche che squadre si è affrontato e soprattutto con il materiale che hai a disposizione, perché parliamoci chiaramente, non è una cattiva squadra la Vogherese, hai del buon materiale su cui lavorare, ma su cui dover lavorare. Cioè, non ti viene regalato niente, non ti è stata messa in mano una squadra come dire, di facile gestione, nel senso che non ti trovi campioni in squadra, hai una squadra giovane, hai una squadra completa, però c'è da lavorare per portare la Vogherese al mantenimento della categoria. Le partite in cui sei subentrato sicuramente non sono delle partite che ti hanno aiutato nel percorso. Questo sono d'accordo con te, infatti io non l'avrei neanche menzionato questo discorso qua perché non mi piace, nel senso io affronto l'Alcione, affronto oggi il Borgosese che è ultimo in classifica allo stesso modo. È anche vero che il percorso che abbiamo fatto noi di queste 7 gare non è stato un percorso semplice, abbiamo affrontato 7 tra le prime 8 squadre attualmente in classifica. Per noi che siamo una squadra giovane che si affaccia in questa categoria dopo tantissimi anni alla prima gestione in Serie D con questa società, non puoi dare nulla per scontato. Certo è che un percorso diverso avrebbe fatto lavorare diversamente il gruppo squadra, però ti ripeto, Si è acceso il navigatore, non aspetta cerchiamo Marco, scusami perché c'è un navigatore che si è acceso, ma Lo chiudiamo, lo chiudiamo. non cerchiamo alibi, e adesso questo percorso particolare e difficoltoso non è terminato perché domenica noi affrontiamo la Fezzanese che ha 2 punti in più di noi e poi andiamo a Sanremo di mercoledì. Quindi voglio dire, sì, la Sanremese oggi ha 22 punti, ma parliamo di una squadra che dovrebbe stare in ben altra posizione in classifica, quindi poi si è molto rinforzata. Quindi il nostro percorso è in continua evoluzione e dobbiamo fare 21 punti nelle prossime 18 giornate. Io spero di farli il prima Marco, possibile. ma scusami, il tuo problema può essere l'attacco o la difesa in questo momento? In questo momento è vero che subiamo parecchi gol, però si difende in 11, quando tu non metti sotto pressione la squadra avversaria con i tuoi attaccanti, soprattutto quando sei un po' sterile, perché i numeri poi sono sempre numeri da leggere, nel bene o nel male. Noi in questo momento
siamo un po' sterili, facciamo pochi gol, non creiamo neanche tantissimo, però veramente riusciamo ad arrivare con poca facilità a concludere. Quindi, sai, servirebbe un grosso aiuto dal mercato. Io credo che presidente e direttore questo regalo ce lo possano fare ormai a stretto giro, perché aspettiamo un giocatore importante nelle prossime ore. Spero di averlo a disposizione Marco, domenica. prendo la palla al balzo e dico magari ti servirebbe un giocatore come Manuel Pascali, un difensore? Come Manuel Ciao Pascali, ragazzi, Ma ciao Manuel, indipendentemente, cosa dici troppo te? gentili, troppo gentili. indipendentemente dal ruolo di Pascali, io con Manuel lo prenderei anche per farlo giocare davanti oggi come oggi, quindi per la sua Ti dirò, esperienza. Manuel, dove ti piace giocare, al di là di quello ma, che tu hai fatto nella vita, che lo sappiamo tutti? Dove ti ma piacerebbe? guarda, Piero, che io ho un pensierino come ultimo anno, prima di smettere, anni e anni fa, dicevo, ma sai che un annettino lì davanti, perché comunque qualche gol ho sempre fatto. Sarei stato un bomber alla Miracoli. Il mister ci ha giocato contro Ieri. Domenica, il pennellone lì davanti, anche se le poche volte che ho giocato davanti ero totalmente l'opposto che uno può immaginare che io fossi, perché mi piaceva invece svariare, andare, sai, quando sei squalificato ti mettono davanti e io facevo arrabbiare tutti i difensori perché mi piaceva andare in giro, mi rivedevo in Berbatov, non con gli stessi piedi ovviamente, però mi piaceva andare in giro perché comunque essendo stato dall'altra parte un attaccante che non ti dà punti di riferimento è fastidioso. Studioso. Manuel, ma adesso cosa stai Tanto facendo? buon anno a tutti. Adesso cosa stai facendo tu? Io, beh, ormai sei l'opinionista di Bepi, so che comunque sei dentro a San Giuliano, ma non ti vedo ufficialmente. Cosa stiamo facendo? Beh, io ho il mio lavoro che va avanti da un paio d'anni in cui faccio, grazie alla mia esperienza scozzese, ormai mi diverto a commentare le partite di Serie A in lingua inglese per emittenti internazionali. Quindi è capitato che diamanti in Australia o del Piero in America sentissero un pirla come me commentare Inter Juve, per esempio. Quindi faccio quello. Poi ultimamente anche mi sto divertendo molto in quello. Adesso ho iniziato a fare una cosa carina, un podcast sul calcio. Da una settimana siamo partiti, è carino, seguiteci, si chiama tiamocampionato.podcast. Poi faccio l'opinionista qui. Con chi hai cominciato a fare? Con chi hai cominciato Con a fare? Raffaele Pappadà, che è la voce del calcio italiano per la Lega di Serie A, quindi che magari il nome non vi dice molto, ma se sentite qualche partita della Serie A, gli highlights, lui c'è sempre. Abbiamo iniziato da venerdì scorso e la prossima puntata è giovedì e mi sa che sarà tosta perché visto l'andazzo di sto weekend ce ne sarà un po' di polemica. Quindi, e poi intanto guardo 1000 partite perché comunque anche io il mio patentino di UEFA B mi tengo aggiornato perché il futuro non sa mai cosa Quindi nel possa futuro riservare. vorresti allenare? Beh, il mio futuro è legato al calcio. Io quest'anno ho iniziato ad allenare come spalla di un futuro top manager mondiale. Io mi sbilancio, che è Iori, che è Manu. E noi abbiamo iniziato bene perché comunque dopo 4 giornate è stato esonerato. Io sono rimasto in società per una serie di dinamiche e adesso quindi mi godo un po' la famiglia perché era un po' di tempo che non avevo l'opportunità di andare la domenica a vedere i ragazzi giocare, quindi sono contento. Intanto seguo sempre 2000 partite per la gioia di mia moglie e quindi sono sempre sul pezzo, come si dice. È il momento del San Giuliano, cosa mi dici? Che momento stai vivendo? Perché comunque cioè, è uscito da quella negatività che si era in quel tunnel, è uscito con 2 vittorie di seguito, mi sembra 3 di fila addirittura, e Tre. poi ha fatto un pareggio ieri che stava perdendo, ha recuperato, poi erano in 10, insomma è stata una partita abbastanza difficile. Allora, hanno fatto un filotto di Stava 3 vincendo, partite. scusami. Sì, stava vincendo 1-0. Allora, dopo un periodo strano, perché dopo che siamo andati via noi è ritornato Andrea Ciceri che ha avuto anche lui qualche difficoltà perché ci sono state delle difficoltà. Sai, quando costruisci una squadra per un obiettivo e poi ti ritrovi a vivere altre situazioni non è semplice. Quindi sono state anche dinamiche, partite sfortunate, cartellini rossi,
anche domenica io l'ho guardata, l'ho vista, stavano facendo molto bene, poi sono trovati di nuovo in 10, ma hanno fatto un filotto importante perché hanno trovato, secondo me, le partite giuste al momento giusto. Quindi si è trovato a dover giocare i 2 derby col Sant'Angelo e col Fanfulla nella stessa settimana, tutte e 2 fuori casa, e quelle partite lì, se è una squadra forte che sta vivendo un momento difficile, sono quelle che vuoi giocare, perché comunque sono quelle che si motivano da sole. Sono stati molto bravi perché hanno fatto una partita solida col Fanfulla, vincendo alla fine con un gol nel finale. Il Sant'Angelo l'hanno devastato perché ha vinto 4-1 se non sbaglio, e poi hanno vinto un'altra partita, hanno fatto 3 vittorie di fila. E adesso invece hanno fatto un pari con Lentigione, che secondo me è una buonissima squadra anche proprio a livello di nomi, individualità. Erano in vantaggio 1-0, sono trovati in 10, hanno concesso gol 1-1, poi adesso secondo me è una squadra che non avrà problemi a scalare la classifica, anche se per ambire a zone alte è un po' troppo tardi. Secondo me sembra una stagione che ormai per gli obiettivi iniziali è un po' compromessa, e Ma dici che non ci sarà problema nella salvezza, giusto? Non credi che avrà problemi sulla salvezza? Le 3 lodigiane credo che non avranno grossi problemi. Secondo me il Sangio si salva facile, poi che si tocchi il press, Giri di grattate. luce, faccia gli scongiuri, però il Fanfulla sta facendo un po' di fatica, credo che alla fine si salverà, ma ultimamente ha perso 2 derby di fila con Sangio e il Sant'Angelo, ha perso anche Fanfulla ieri. però ha fatto tanto bene, diciamo, Sì, ha fatto molto da bene. quando è partito, perché è partito a 1000. Sì, Ricordiamoci che non doveva neanche partire, cioè era lì ferma al palo, che non si sapeva se era morta o viva, e alla fine ha già fatto i punti salvezza, se li ha già fatti nella prima parte del campionato, credo, no? Sì, Quindi poi squadra molto molto giovane. Vito c'era, ha fatto un grandissimo lavoro. Certo che poi sembra sempre poi le spirali in cui ti trovi sono complicate. Io l'anno scorso, ahimè, l'ho vissuta, quindi non è semplice. Quando fai i punti all'inizio, poi sembra sempre che poi le partite ce n'è una, ce n'è un'altra, no, c'è ancora tanto tempo, poi tempo stringe e non vuoi arrivare alla fine che ti mancano magari 3-4 partite e hai bisogno di 6, 7, 8 punti e non li hai fatti prima. Che poi, facciamo una cosa, Manuel, ascoltami, adesso andiamo a vedere la classifica e i risultati della Girone A. Partiamo dal Girone A, commentiamo un attimo quello e poi così almeno anche con Marco e poi lo salutiamo. Allora, in questa giornata io vedo che spiccano l'Albenga col Borgosesia 1-1 e il Ligorna con la Vugherese, appunto, che è 3-1, è una sconfitta pesante per, come diceva prima Marco, e la Saremese col Chisola 2-0. Tu, Giovanni, vedi altri risultati? Io ho seguito le partite in diretta, no, con gli aggiornamenti, e sicuramente la vittoria dell'Alcione contro il Ticino, dopo essere stata in svantaggio per 1-0, recuperata proprio sul finale e vinta sul finale, è un risultato importante, una grandissima prova di forza. L'andata, se non sbaglio, era finita in pareggio, correggimi se sbaglio. No, è finita 3-2 per l'Alcione. 3-2 per l'Alcione, ok, ricordavo una partita comunque abbastanza equilibrata, e l'Alcione va a legittimare la propria posizione in classifica, anche andando a vincere su quello che è probabilmente il campo più difficile del girone. E poi c'è Sanremesa, Chisola o Chisola, che dir si voglia, che insomma evidenzia come la Sanremese poi abbia operato bene sul mercato di riparazione e sia riuscita a portare a casa 3 punti contro una squadra sicuramente difficile da battere. Tu cosa dici, Giuseppe, su questo? Mi rimetti per favore, Jacopo, questi risultati qui, come li vedi? Ho visto una conferma anche da parte del Varese, che adesso è diventata una squadra da playoff, dopo un campionato con tanti bassi più che alti dell'anno scorso hanno saputo trovare una quadra maggiore. È la piazza del girone, secondo me, con tutto il rispetto per le altre. È la squadra che, se vince il campionato, può fare la Serie C. So che l'Alcione si sta attrezzando per farlo, però è una delle Io l'Alcione nobili credo decadute che l'ha sfiorata l'anno scorso, ma quest'anno
non può mancare l'obiettivo. Fammi vedere la classifica, se vediamo un attimo la classifica. Stanno volando, stanno facendo un gran lavoro che dà seguito anche a un lavoro di più anni, però quello che apprezzo tanto è so che è una piazza come Varese, che è una piazza appunto di tutto rispetto del calcio italiano, finalmente si sta fermando in zona playoff e sta avendo costanza nei risultati. Marco, tu che vivi questo girone, cosa pensi? Com'è la classifica? Rispecchia realmente le forze in campo oppure è una classifica che non si capisce magari per quale motivo, qualcuno è lì davanti, qualcuno è dietro, troppo avanti e troppo indietro? No, secondo me l'RG Ticino sulle corde ha qualche punto in più, perché adesso è troppo distante dall'Alcione. Secondo me ha qualche punto in più, nelle corde ce l'ha. Il Varese è uscito bene, come diceva prima il direttore, e si sta confermando una squadra che centrerà, adesso si staranno toccando tutti i tifosi, ma secondo me centrerà ampiamente i playoff. C'è il Vado, che il Vado ogni anno costruisce una squadra, non lo dice nessuno, ma costruisce una squadra per vincere. E lì l'Albenga secondo me verrà fuori da quei 5 nomi che rimarranno davanti. Chisola non mi sorprende sinceramente che abbia perso ieri, perché comunque l'abbiamo detto prima, la Sanremese è una squadra che non merita di avere merita per amor del cielo, però sappiamo tutti che potrebbe fare tranquillamente 35-40 punti il giro di ritorno, quindi è lì per caso. Le altre bene o male stanno facendo il loro percorso. Dietro c'è un po' di bagarre adesso che hanno vinto quelle che erano a 19. È venuta fuori anche il Pondonnaz. L'Alba purtroppo ieri ha preso gol all'ultimo secondo col Gozzano, se no anche lei si era un po' tirata fuori dai guai, però dietro è un po' Marco, confusionario. scusa un attimo, ma sì. ci sono squadre che sono dietro di voi, che comunque col mercato si sono rinforzate o comunque sono rimaste così e voi potete sperare in una salvezza? Perché voi puntate a quello, credo, no? Sì, noi speriamo di salvarci il prima possibile e comunque il campionato di Serie D ogni anno dice sempre la stessa cosa, che chi è in fondo e ha un minimo di capacità economica stravolge e rivoluziona la squadra per salvarsi, perché adesso abbiamo visto ieri il Pondonaz ha fatto 2-0, ma veniva anche da un trend positivo, ha vinto 2-0 col Dertona e il Pondonaz un mese e mezzo fa, prima dell'arrivo del mister Rossi, era diciamo un po' condannata. L'Alba comunque ogni domenica per non perdere ci mette l'anima. Borgosesia vedo un po', diciamo, un po' più distaccato, però adesso è proprio un discorso Però il Borgosese verbale, ieri è perché andato a poi- pareggiare con l'Albenga, che l'Albenga è nei piani alti della classifica, giusto? Com'è possibile Sì, questa cosa, secondo te? no, hai ragione, però dal Benga hanno rivoluzionato completamente la squadra, sono andati via 7-8 giocatori importanti, 2 sono andati a karate, qualcuno sta provando ad andare in professionisti. Cioè, dal Benga magari 4-5 giocatori titolari importanti non ci sono più, quindi secondo me viene fuori dal giro dei playoff. Marco, l'ultima domanda ti Eh, lascio andare. Sei fiducioso Sì, della tua squadra? assolutamente, il gruppo è unito e io credo che ci Cosa toglieremo ti grosse manca? soddisfazioni. Cosa vorresti per poter essere più tranquillo? Dimmi un ruolo o un giocatore. Un ruolo. Un ruolo, te lo dico, tanto lo devo dire, è un centravanti diverso da quelli che ho. Dalla terza categoria alla Serie A cercano tutti la punta. Tutti. Sempre quello. Lui era disperato, lui era arrivato a chiamare me, dammi una punta, ma io non potevo farci niente. Vedete, anche se è una del giro di Beppi, Lo di so, quelli no, dei ma tornei estivi, infatti. a costo di prenderne una. È così, è sempre così. Una punta, quindi, proprio tu dici che più della difesa Diverso vorresti dalle avere... caratteristiche di quelle che abbiamo. Sì, un attaccante. Bene Marco, ti saluto, ti ringrazio e ci vediamo lunedì prossimo, comunque sarai sempre qua su Bepi lunedì prossimo con me o con Federico Casna, va bene? Grazie Ciao, a voi grazie, e in buon bocca al lupo. proseguimento. Ciao. Ciao mister. Ciao a tutti. Pasca, invece, con te andiamo sul girone B. Vediamo un attimino, prima di arrivare sul Pronto? girone B. Questi sono i risultati un po' più eclatanti. Io vedo un Brusaporto Villavalle, 4-0.
la Tritium che vince con Legnano, ma che non me ne voglia Pardeo, ma comunque sulla carta il Legnano... Poi. Come? No, dico rimontando poi. Sì, Esatto, uno poi scontro rimonta, diretto poi, quindi- insomma. No? Sì, poi è un campo che non è mai semplice, Legnano non è... Nonostante tutto, con tutti i facile. problemi dei Lilla, comunque non è facile, quindi Sì, ha fatto sì. veramente un risultato. Il Piacenza che vince 6-1 per la seconda volta consecutiva, quindi è una conferma sulla forza di questa squadra che sta venendo fuori, o sbaglio, correggimi. Sì, lo aspettavamo tutti, fondamentalmente, la rincorsa del Piacenza. Non ce ne voglia l'Arconatese, ma siamo ancora lì a parlare di un grandissima prima parte della stagione e poi sembra un attimo essersi inceppato per l'ennesima volta. Ora vedremo, perché è stata raggiunta dal Caldiero lì davanti, che ha battuto 2-0 la Folgore, piena di problemi ancora nonostante la piccola grande rivoluzione di Criscitiello, e il Piacenza sale a ritmo spedito. Ma ragazzi, è un 6-1 ancora in gol Recino, Marquez doppietta, insomma... Segno anche comunque ho paura. segno anche che il mercato che hanno fatto di riparazione è andato bene, perché Marquez l'hanno preso, tutti dicevano Sì. sì, stai prendendo un nome tanto per prendere, per accontentare la piazza, ma in realtà mica poi tanto. sta facendo bene, giusto? Sì, è una squadra che è fuori serie per la categoria, proprio a livello di nomi. Adesso si vede, dopo il cambio di allenatore, Ingranato ha cambiato marcia, e per me, dal mio punto di vista, è solo questione di tempo che possa arrivare lì davanti. Forse il Caldiero potrebbe dargli un po' di fastidio, però alla lunga secondo me il Piacenza per blasone, piazza, Ma il Caldiero, per secondo te, tanti motivi. il Caldiero merita di essere lì dov'è? È forte veramente? Ma O è come posso dirti, una delle tante situazioni favorevoli che l'hanno messo lì e poi, sai, bisogna anche rimanerci. Secondo te? Beh, allora, secondo me il Piacenza ha una rosa in grado di tenere questo ritmo fino a fine stagione. Il Caldiero è una squadra forte, comunque ha ritrovato, se non sbaglio, i gol di un vecchio Volpone. Stavo guardando i marcatori, mi fa sorridere il fatto che ci sia Recino, che ha 38 anni, primo, 10 gol. Ferrario, il vecchio Carlo, 9 Vabbè, gol a 38 anni, e poi ci siano Gaspari e Arma, a proposito, con 8 gol tutte e due. Quindi ma Recino uno di questi comunque, Manuel, Recino comunque dove andava, anche l'anno scorso alla Casatese, fa sempre bene, la sua doppia cifra No. la fa comunque. Recino, sì, sì, sì. Non è che Casatese uno 2 che anni fa, dici, poi Crema, no, è uno che in categoria, nonostante l'età, veramente ha uno strapotere fisico allucinante, ti garantisce, non dico 20 gol tutti gli anni, ma 15-20 ci arriva. Quindi avercelo, e per di più, magari se non sta bene lui, mi subentra Marquez, guai, un po' di dolori per le Tra difese l'altro lo sai avversarie. che quest'estate la scelta del Piacenza di puntare su Recino un po' dagli addetti ai lavori è stata criticata, Certo. perché c'è chi lo definiva un attaccante ormai agli sgoccioli, un po' ancora più statico negli ultimi anni rispetto a quanto, non essendo mai stato un giocatore chissà quanto mobile per la stazza, quindi il Piacenza è stato fortemente criticato, però in realtà Recino è una garanzia. Guarda, Mi ricorda un po' quando si fa la squadra al fantacalcio, no? Il centrocampista Ferguson lo paghi 50 milioni, ma Candreva lo paghi sempre 7, 8, 10, 15 milioni, quando poi invece alla fine Candreva a 36, 35, 7 anni il suo lo fa sempre. Recino è della stessa pasta. Giovanni, guarda, è proprio la condanna di avere quell'età lì, perché poi anche io un po' ci sono passato, nel senso, ci si aspetta sempre che prima o poi il vecchietto floppi, ma è così, perché dice è vecchio. E a me mi davano del vecchio da quando avevo 34 anni, quando sono tornato da 5 in Italia, ho fatto il tempo a vincere 3 campionati, a giocarmi il playoff per andare in A. Quindi secondo me bisogna andare sul campo e guardarli coi propri occhi. ma senza Manuel, guardare la scusa carta Manuel, ma d'identità. magari sentirti dire questa frase, cioè il vecchietto così, ti aiuta, no? Magari per questo è lo sprint dai 34 ai 38, Sì, sì, sì. è proprio questa cosa che tutti ti danno del vecchio, ti danno del Certo. bollito. Allora tu vai in campo magari per dimostrare ogni domenica sempre di più a quelli che ti dicono. Certo, perché Cioè, poi ti dà fastidio. Quindi io avevo creato negli ultimi anni, io mi ero creato il muretto cioè avevo il muro della sfida,
e quindi avevo tutte le belle critichine vecchio, me le mettevo lì, no? Le facce degli avversari, perché era una roba, continuamente avere motivazioni tutti i giorni a una certa età non è facile, ma il proprio sentirsi dire dare del vecchio, non ce la fa più, fa fatica, è bollito, questo pungolare nell'orgoglio certi giocatori, secondo me ti tiri la zappa sui piedi. Però spiegami una cosa, dai 34 ai 38, diciamo, quando ti danno comunque del vecchio, un fondo di verità c'è, perché comunque ti comincia a cambiare tutti i parametri e ti passano tutti a 2000 all'ora davanti. Quindi il vecchio comincia a usare la testa, roba che prima il giovane magari usa la forza fisica. E lì la differenza, credo, no? Perché... Ma certo, anche perché ovviamente io non vorrei mai ritrovarmi 1 contro 1 a tutto campo con gli ati. Mi mettevo nelle condizioni di non trovarmici mai. E arrivi con altri modi. Cioè la testa anticipa già il giocatore, anticipa la giocata e di conseguenza l'intelligenza dai 34 ai 38. È proprio per questo che ci sono quelli che arrivano lunghi all'età, proprio perché cominciano a usare il cervello. Certo, ma poi Piero, comunque... Cioè, si parla di un'evoluzione anche nel nostro sport clamorosa, perché prima si smettevano magari a 34-35 anni, adesso con la cura del corpo, le nuove tecniche di recupero, veramente c'è l'opportunità di arrivare sani anche a 40 anni, perché comunque ci sono esempi quotidiani di persone che se curano il proprio corpo come si deve, certo, magari giocare domenica, mercoledì, domenica, 90-90-90 si fa un po' di fatica, però si riesce anche un po' a gestirsi. Il segreto, secondo me, paradossalmente è quello di non gestirsi durante gli allenamenti, perché comunque se tu ti alleni sempre a 2000 poi il tuo corpo è allenato, arrivi a essere in grado di reggere certi ritmi. E Recino ci aspettiamo tutti gli anni che dai, prima o poi, invece continua. Ma scusa, non può essere il contrario invece, che ti alleni magari, Giovanni aiutami te, che ti alleni magari di meno per dare di più la domenica perché il fisico no, ma sicuramente io credo che quando si arriva, si supera una certa soglia di età, serve un compromesso, nel senso che non puoi mollare perché altrimenti il fisico non riesce ad essere performante, però subentrano anche dei momenti in cui tu conosci il tuo corpo alla perfezione e quindi la gestione dello sforzo, che non vuol dire mollare lo sforzo, ma conoscere i propri limiti, sai che il corpo a un certo punto non può superare un certo limite, non risponde più come vorresti, la testa va ancora da campione, da giovanissimo, ma il corpo non risponde allo stesso modo e quindi lì l'esperienza ti porta a gestire il tutto. Magari ti manda quei segnali che capisci, che riesci a leggere, quindi magari gli ultimi 10 minuti vai un po' in gestione, magari invece che fare, però... sicuramente sono d'accordissimo con te, cioè il tuo corpo inizia a conoscerlo meglio e vai di conseguenza. Manuel, c'è una bellissima pubblicità, no? Penso che tutti l'abbiate vista prima o poi, credo che sia della Gatorade, in cui c'è un vecchio Michael Jordan che gioca contro il Michael Jordan giovane. Sarebbe bello vedere un vecchio Pascali contro... Cioè il senso di quella pubblicità è che poi non ti fa capire chi abbia chi riesca a vincere tra i due, no? Chi abbia il sopravvento tra le due, tra il Jordan giovane e quello vecchio. Sarebbe bello vedere un confronto tra il vecchio Pascali e quello invece più esperto per capire chi poi la porta a casa. Così può fare anche l'attaccante. Vi annoiereste tutti, sarebbero grosse botte da Orbi. No, però guarda, secondo me il passo mentale è quello di capire. La cosa più difficile che ho provato anch'io sulla mia pelle è quella proprio di realizzare il fatto di non essere più in grado di fare certe cose, e ci vuole tanta umiltà, cioè è un passaggio che dire io non riesco più a fare certe robe, quindi devo adattare il mio gioco ai miei punti di forza attuali, e quello è un passo che spesso mette in crisi, riuscire a realizzare di non essere più magari veloce come una volta, esplosivo come una volta, perché ci vuole tanta autocritica, però una volta che lo si fa e lo si sposa con serenità, poi si cambia il modo di giocare, si va un po' più di esperienza, di astuzia, carisma, e ce la si fa comunque. Giuseppe, tu invece in squadra hai dei vecchi così che lavorano con questi compromessi, o comunque è una squadra che non guarda queste cose? Ma ti dico, un ultimo esempio è stato Paolo Acerbis, che è un classe 82, che è stato il portiere su cui avevo puntato già l'anno scorso, abbiamo vinto il campionato, è stato determinante.
parava come un ragazzino, poi quest'anno abbiamo iniziato pure con lui, è un portiere così longevo, sicuramente il ruolo l'avrà aiutato, però come diceva anche Pascali prima, tu guardi le classifiche marcatori e vedi nei primi 10 tutti over 30, 35, forse fa più specie lì, che uno si aspetta la brillantezza di quando hai 20 anni, lo spunto di quando hai 20 anni per arrivare in porta, e poi vedi comunque questi senior che ancora hanno il guizzo per farlo, come si è detto di Recino, che spesso si parla un po' a vanvera, si danno dei giudizi occasionali solo sull'età. Io l'ho visto dal vivo l'anno scorso in Crema Giana, ha fatto un gol cost to cost recuperando palla dentro l'area, è arrivato in area avversaria, ha fatto gol facendo 100 metri di campo con avversari che provavano a tirargli la maglia. Quindi quando un giocatore poi arriva in fase calante, secondo me ci arriva abbastanza all'improvviso. Finché stai così, la però come diceva perdita Manuel, poi è un fattore. con l'intelligenza riesci Sì, però a in quel gestirti. caso più che intelligenza a gestirsi ha fatto una giocata da 23-24enne, quindi mi aspetto che sono giocatori che poi quando hanno il calo ce l'hanno di colpo più che graduale. Ad oggi è l'attaccante con la media realizzativa più importante in Italia in Serie D negli ultimi 5 anni, e quindi comunque ancora ora, quest'anno lo sarà. Non lo so, gli auguro anche il prossimo, però quando arriva poi arriva all'improvviso, secondo me non si vede così in maniera lenta. Per finire sul girone B parliamo dell'altra partita, mi metti la grafica dei punti dei risultati per favore? Che ci mancava Palazzolo Desenzano, che comunque il Pro Palazzolo insomma stava facendo bene, arrivava da un trend positivo, mi sembra 10 risultati utili consecutivi, e poi tra l'altro questo Desenzano che fa fatica, anche l'anno scorso ha fatto fatica, poi è arrivato, poi non è arrivato, non ce l'ha fatta ai playoff, e comunque adesso sta risalendo. Come parte da te Giovanni, come vedi questo risultato e queste due squadre? Sì, Pro Palazzolo e Desenzano sono delle squadre secondo me che tendenzialmente si equivalgono, cioè perché hanno dei roster importantissimi, ma rimangono sempre delle terre incompiute, no? Si fa sempre un'enorme fatica, parlo in particolar modo del Desenzano, ad esprimere tutto il potenziale societario e a livello della squadra che viene costruita ogni anno. Partono sempre con qualche handicap, perdendo punti, partendo malissimo. Non so se ci sia un problema anche di preparazione a questo punto, o ci siano altri problemi che possono essere individuati in tal senso rispetto al valore della squadra, perché il valore è sempre altissimo, ma si trovano sempre a dover rincorrere, e il Pro Palazzolo più o meno mi ha dato la stessa sensazione quest'anno, nel senso che la squadra è sicuramente costruita per vincere. Le squadre costruite per vincere in questo girone sono tantissime, rispetto alle dichiarazioni che poi i direttori e i presidenti hanno fatto, che tendono sempre a nascondersi. In questo girone le squadre a vincere sono parecchie. Le società che hanno investito budget importanti. È difficilissimo, è un girone che proprio si fa fatica anche a venire fuori o a dire la squadra qual è la squadra migliore, perché sono ma si fa fatica anche a individuare chi retrocederà. C'è una partita che abbiamo sottovalutato, perché poi bisogna dare i meriti a chi li merita, scusate il gioco di parole, ma il Club Milano che cosa sta facendo quest'anno? Il Club Milano vince contro l'Alconatese. Io credo che bisogna fare una statua al direttore Merli, perché lì i mezzi a disposizione sono realmente scarsi. Io conosco i costi del Club Milano. Ma sono scarsi, attenzione, sono scarsi per scelta, ma mirati. Cioè, lì aspetta, poi sai cos'è? Dove c'è abilità e c'è bravura e competenza, e qui abbiamo un altro direttore che fa miracoli, dire, il budget alcuni direttori non lo guardano neanche, cioè quando gli si propone un budget particolarmente basso sono consapevoli delle proprie capacità, sono consapevoli di poter pescare il giocatore. È chiaro che rischiano di più rispetto ad una vita facile che possono avere altri direttori, ma Trizz, un Club Milano, sono società che sanno fare calcio, hanno direttori competenti e riescono a fare più rispetto a quello che il budget ha a disposizione. Io quando parlo di mezzi scarsi non me ne voglia nessuno, ovviamente si parla di gerarchie economiche. Se uscissero i budget delle società, sicuramente Club Milano, Trizzum sono società che hanno budget limitati, inferiori di tanto rispetto a tantissime squadre
a tantissime delle squadre del girone, no? Sarebbero probabilmente in fondo alla classifica per budget, eppure riescono a fare bene. Ma quindi questo vuol dire che tante volte è meglio avere gente competente che gente che porta i soldi dentro il calcio, perché no, attenzione, perché tu magari capisci poco ma hai tanti soldi, riesci bene o male a giocartela. Per me capisci tanto e hai pochi soldi, cioè la percentuale che ti vada bene qual è? Quella con tanti soldi e capisci poco o quella che hai pochi soldi ma capisci tanto? Ma pochi soldi capisci tanto. Io ho avuto la fortuna di giocare a Cittadella 2 anni, vincendo un campionato e sfiorando la A, e ragazzi, loro hanno il budget più basso da sempre della Serie B, ma per distacco. Però c'è una preparazione, il direttore si chiude in stanza dalla mattina alle 11 fino alla sera, gira a vedere 2000 partite, pescano sempre giocatori che nessuno conosce, li rivendono sempre facendo plusvalenze clamorose. E quello, io Calbinano l'ho visto st'estate in un triangolare, io ho detto ma che bella squadretta, era un triangolare a Giussano, ma sono stato proprio veramente impressionato dal modo di giocare. Poi ovvio che non è sempre poi facile riportarlo in stagione, nella pre-season, però ho detto ma che bella squadra, abbiamo parlato tutti veramente di un budget. Comunque Milano c'è anche un bravo allenatore, perché Scavo sta facendo veramente bene. Non dimentichiamoci che prima di Scavo c'era un nome importante, adesso non me lo ricordo chi era, con la stessa squadra stava facendo disastri, comunque stava facendo disastri, mandato via lui, preso Scavo, e Scavo con gli stessi nomi è risalito e ha vinto anche il campionato poi, cioè voglio dire, poi ti trovi quei due giocatori che ti fanno la differenza, perché ce li ha quei giocatori lì davanti che ti fa la differenza, però voglio dire, è bravo lui anche a saperli gestire, quindi Scavo è un ottimo allenatore, direi, no? Sai, quando sicuramente, però guardando come mi hai detto prima, quando si ha la possibilità, spesso si prendono giocatori, io avessi budget, io andrei a vedere un po' le statistiche di chi ha vinto i campionati negli ultimi anni. Se trovi giocatori che li hanno vinti magari 2-3 negli ultimi 5-6 anni, inizierei più a spenderli per loro, più che altri che magari mi hanno fatto 25 gol, perché vuol dire che quella roba lì di vincere, quella mentalità vincente ce l'hanno. Io stavo dando un'occhiata a un girone di cui non parliamo, che è quello C, c'è la Clodiense, il Chioggia, che ha già 15 punti di vantaggio, guardo dentro e c'ha Liu, che è passato anche lui da Desenzano e che avrà vinto gli ultimi 3-4 campionati negli ultimi 5-6 anni. Munaretto uguale, Mauri un altro giocatore. Cioè, se uno vince, e siamo qui tutti d'accordo, spesso vuol dire che ha qualcosa in più dentro, e io i soldi li spenderei per quelli più che per quelli che sì, mi fanno tanti gol, ok, ma alla fine hanno vinto campionati? No, però fanno 20 gol, però magari ne prendo uno che ne fa 15 che però le ha vinti i campionati, perché magari sono dinamiche che conoscono meglio, magari se stanno fuori hanno quella fame lì, sai, i soldi a volte se li ho e i soldi che li posso spendere magari sono un po' più superficiale nella ricerca dei giocatori, invece se ho poco budget devo fare di necessità virtù. Manuel, ti interrompo un attimo, metto la classifica del girone B e vediamo chi è la grande delusione, voglio dire, in questo momento, ad oggi, perché poi tra chi sale e chi scende comunque c'è sempre qualche punto che va e viene, ti viene tolto, poi ti viene dato, ma io credo che la grande delusione, tra virgolette, del girone B in questo momento è la Folgore. Cosa dici, Giovanni? È bella questa cosa. Manuel, facciamo la domanda, cosa dici Giovanni? No, sì, perché passi da te, poi passo da lui per arrivare... No, se no poi parlo sempre io. Sarò intellettualmente onesto, nonostante io chiaramente sia legato a tutto il mondo Folgore da un enorme legame affettivo. Ma non l'ho fatta mirata per dire che comunque è un momento difficile, è partita bene come proclami, poi si è trovata a dover cambiare tutto per ovvi motivi, adesso veramente ha cambiato tutto completamente. Sì. Io sono contrario da quando facevo il direttore, ero contrario quando facevo il direttore a quelli che sono gli stravolgimenti. Le rivoluzioni. Le rivoluzioni secondo me sono estremamente deleterie per ogni tipo di società, a qualsiasi livello. Le rivoluzioni di giugno
sono dannose, le rivoluzioni di metà anno, se si parla di rivoluzione, cioè qualche intervento è giusto, la rivoluzione, ci sono dei casi in cui è necessaria, ma poi è un punto interrogativo, il lancio di una monetina, è un 50-50, può andare bene che il gruppo si formi velocemente, può andare bene che a livello anche caratteriale e comportamentale tu abbia preso dei professionisti veri, può andare male. Ora non giudico la Folgore perché poi la rivoluzione di Criscigella è stata fatta in questo mercato. È iniziata un po' prima, ma è stata fatta in questo mercato. La partita col Caldiero sicuramente è una partita che... diamo atto che comunque ha incontrato già una squadra forte. Bravissimo. Già comunque fa testo fino ad un certo punto, fa testo fino ad un certo punto, qualche problemino c'è, la squadra è stata cambiata per gran parte, parlo degli 11 titolari, e bisogna dare il tempo a parlato, insomma, Ma anche di poter bene, lavorare. Ha cambiato in bene o ha cambiato secondo te per cambiare? Cioè ha cambiato, è tutto mirato? Non te lo so dire perché Gaetani va via dalla Folgore, Vannocera è una piazza difficilissima e segna la prima giornata in cui entra in campo. Alla Folgore non faceva gol, o quantomeno aveva segnato poco, per questo motivo viene messo sul mercato, però poi cambiando ambiente il valore del calciatore viene fuori. Io non ti so dire se Gaetani, Diop, Chiremateng Dove sono andati comunque? siano giocatori che non hanno reso male o non siano stati messi nelle condizioni di poter rendere, o se la piazza di Karate sia una piazza, non te lo posso dire con certezza. Sicuramente delle ragioni ci sono, c'è qualcosa che non sta funzionando a Karate, però bisogna anche dare il tempo al mister Parlato di poter assemblare questa nuova squadra e di poterla lavorare, tra virgolette, in maniera tale da ottenere al più presto possibile dei risultati. Eh sì, perché poi se no si fa preoccupante la classifica, perché siamo a 2 punti dalla Tritium in questo caso, no? Quindi calcoliamo che la Tritium la prossima partita ce l'ha col Crema e poi ce l'ha col Ponte San Pietro, giusto o sbaglio? 2 partite Quindi hai 2 scontri diretti. Cioè, non so adesso la Folgore con chi ce li ha, ma comunque non sono facili. Con Legnano la prossima. La prossima è con Legnano, quindi diventano scontri diretti anche... Assolutamente. Legnano, Piacenza, Ponte San Pietro, le prossime 3. Mamma mia. Quindi, vabbè, l'andata ha vinto col Piacenza, ma era il Piacenza che non era il Piacenza. E quindi aveva fatto il colpaccio lì, la Folgore, mi sembra, in casa, 2-0, qualcosa del genere. Anche se ti dico, Piero, quest'anno, questo girone in particolare, io li seguo abbastanza tutti, però questo ti dà dimostrazione dove la prima può perdere contro l'ultima e la penultima può vincere con la seconda. Noi abbiamo vinto poche partite nel girone andata, abbiamo vinto contro la Varesina, l'Arconatese, quindi abbiamo perso partite contro squadre... Beh, avete vinto, esatto, contro l'Arconatese, contro la prima, siete andati in casa Sì, ma lo vedi, il Club Milano ha vinto con l'Arconatese, sicuramente in uno stato di forma importante. Però sai, poi... il Club Milano che vince con l'Arconatese, non dico ci può stare, ma le percentuali sono quasi... Sì, però vedi, sono delle parentesi che hanno alcune squadre. Il Club Milano ha perso 4 partite consecutive prima di venire da noi a vincere e gli abbiamo dato di nuovo fiducia, che ovviamente hanno meritato e che stanno portando avanti. Però sono momenti, parentesi secondo me, che ogni squadra poi ha alti e bassi durante la stagione. E in quella parentesi puoi vincere anche contro la prima in classifica. È un girone veramente super tosto. Non so com'è nelle gerarchie dell'immaginario collettivo di tutti i 9 gironi della Serie D, però il girone B secondo Probabilmente me lo è, però io non l'ho mai visto una cosa del genere. E ti dirò, io ieri sono andato a Ponte San Pietro a vedere la partita Ponte San Pietro Casatese, immaginando un Ponte San Pietro, sai, ormai con l'umore basso, ha totalizzato 11-12 punti, quindi 12. Il Ponte San Pietro è una squadra che gioca a calcio, il Ponte San Pietro è una squadra che ha qualità, è una squadra che ha idee, e non è assolutamente una squadra morta. Sono rimasto impressionato dal fatto che una squadra ultima in classifica sia ancora così viva. È vero che manca un girone, però noi sappiamo quanto poi i risultati del campo incidano sull'umore, sulla prestazione anche, sulle prestazioni successive. Con organici comunque di livello, scusi ti interrompo, ci sono le ultime in classifica di alcuni gironi, soprattutto al sud, che ormai giocano con la Juniores. Tu guardi il girone dove, lo dico tranquillamente, che li conosco, la Gioiese, cioè squadre che giocano completamente con squadre juniores in campo, 11esimi 2003, 2004 e 2005. Ormai hanno un po' tirati in barca e non sarà così qui da noi. L'ultima domanda te la faccio a te, Pardeo, poi parliamo del girone F che dovrebbe arrivare adesso il presidente Cassese.
firmeresti per 4 punti per le prossime 2? Cazzo, che domanda scomoda. Me l'ha detta lui da fare, suggerita io, quindi te la Il faccio. suggerimento è di dire di no, perché sennò mandiamo un segnale brutto alla squadra, no? Ti dico di no. No? Non firmeresti per 4 Non punti? firmo per 4 punti. Tu, Manuel, in questa situazione cosa faresti? No, io sono d'accordo, bisogna sempre aspirare al massimo possibile. Quindi no, non firmerei, me la voglio giocare, poi magari esco con 0, ma me la sono giocata. Via, attacchiamo i 6, attacchiamo. Bene. Passiamo adesso al girone F e per parlare del girone F parliamo con il presidente Cassese. Buonasera Salve, Presidente. buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, Buonasera. Ciao, ciao, Come stai? buonasera. Stai bene? Sì, diciamo, dai, meno un pareggio. Tu firmeresti per le prossime 2-4 punti subito? Non so neanche chi sono. Il No. prezzi. No? No. Come te la stai Roma passando, City. Press, in questo momento? Perché anche tu eri partito con tanta voglia. Sì, partiamo tutti con tanto entusiasmo, poi chi ci sta, chi è la squadra che dice che non vuole vincere, tutti vogliamo vincere all'inizio, no? Non c'è una squadra che dice voglio perdere. Però poi l'entusiasmo te lo crei nel corso della strada, no? Ora anche uscire da questi problemi ti dà entusiasmo, perché poi se riesci a risolvere i problemi anche quella è una vittoria. Ma cosa succede? Cosa c'è nella tua squadra che non sta andando adesso? Che secondo te, perché è difficile anche questa cosa da capire, Cioè cambi il mister, cambi i giocatori, cambi il campo, te la prendi col campo da gioco che non è buono, vai sul campo e i risultati non cambiano, scusami se te lo dico. No. Cioè, ci sono cosa c'è? Cosa c'è secondo te che non riesce a far girare? In primis credo che partire con un progetto ambizioso e poi trovarti a scavare le fosse, uscirne dalle fosse è completamente diverso come mentalità. Numero 2, credo che sia un girone altamente equilibrato, dove tutti possono vincere con chiunque e tutti possono perdere con chiunque. Numero 3, sicuramente abbiamo fatto degli errori, questo è poco ma sicuro. Ma stai rimediando a questi errori? Hai rimediato? Hai capito dove andare a rimediare? Oppure stai andando avanti con questi errori perché non hai le mani legate, tra virgolette? No, mani legate no, però gli errori si fanno, cioè, non so se voi avete visto le nostre partite, credo che le trasmettete. Molte volte abbiamo perso per un episodio, poi non siamo stati capaci mai di riprendere la partita. Questo sicuramente è un errore. Tante volte, scusa ti interrompo, ma tante volte il primo tempo... Cioè, Vincevamo 1-0. Esatto, se si doveva chiudere tutte le partite al primo tempo, eravate forse nei primi 4. Sicuramente. Cosa succede dopo? Succede che ci metti un po' una preparazione atletica sbagliata, perché purtroppo abbiamo avuto 24 infortuni a rotazione tra over e under. E un po' ci metti purtroppo delle situazioni che magari di situazioni di giocatori, altre cose, di situazioni sbagliate che noi società abbiamo sbagliato. Giovanni? No, e poi non è semplice correggere, cioè nel senso che l'individuazione del problema non è necessariamente il giocatore, a volte si riflette sull'allenatore, a volte si riflette sul giocatore, a volte sono dei problemi che non è semplice individuarli. Quindi insomma non c'è una chiave sicura rispetto all'intervento. Sono dei momenti in cui bisogna intervenire a prescindere e poi se la correzione è quella giusta il campo ti dà ragione, altrimenti invece ti ritrovi al punto di partenza. Manuel, una domanda per te, ma è più facile fare una squadra per salvarti e ti salvi, o tu fai una squadra per vincere e ti trovi nella bassa classifica? Cioè, cosa succede? È difficile dopo? Semplice Piero, se ti devi salvare devi fare una squadra per salvarti, perché ci sono, come ci sono allenatori, è la mia opinione, ci sono allenatori che sono bravi a far salvare e vengono presi per salvare una squadra. No, ma non hai capito la mia domanda, cioè nel senso, il Riccione in questo... il Riccione adesso si trova a doversi salvare con dei giocatori che doveva vincere il campionato.
Complicatissimo. È complicato. È complicato perché comunque è quello che un po' magari ha passato il San Giuliano all'inizio di quest'anno, perché obiettivi altissimi, poi ti trovi là dietro, è difficile perché comunque sai, tanti giocatori abituati magari a fare campionati diversi, proprio per caratteristiche anche individuali, dover trovare a sporcarsi le mani perché devi andare a fare il punto in un campo difficile in maniera brutta, contro avversari che ti sporcano la partita non è semplice. Ma poi soprattutto se tu punti a vincere il campionato, un pareggio è una sconfitta, se invece tu devi salvare un pareggio è una vittoria. Cioè mentalmente... Secondo me prima ci si cala in quella mentalità che il punticino fa sempre comodo, se mi devo salvare poi magari faccio il colpetto, meglio è, perché noi siamo retrocessi così l'anno scorso, pensando di poter vincere tante partite, quando se portavamo a casa 3 punti a quest'ora eravamo così. Ma com'era stata costruita la tua squadra l'anno scorso, Manuel, secondo te? Ma no, secondo me era stata costruita zitta per fare un campionato alla fine, sì, mantenere la categoria, ma quando prendi Miracoli, Morosini, Salzano, Floriano, Alcibiade, sono tutti giocatori che comunque la Feralpi era Guidetti, aveva fatto i playoff, ha perso la finale playoff col Palermo. Poi quando ti sei ritrovato sotto, come dico io, mi piace usare questa metafora, avevi pochi guerrieri, avevi tanti artisti ma pochi guerrieri. Quando ti devi salvare, l'artista magari uno ti risolve la partita ogni tanto, però più guerrieri hai, meglio è per me. Jacopo, mi metti la classifica del girone F, per favore. Devo far vedere al press, che lo sa benissimo, la sua situazione, che ha 19 punti, dove sei a 6 punti dall'ultima, ma sei anche a 6 punti per poter sperare di essere dalla parte sinistra, diciamo così, che sei lontanissimo, quindi sei vicinissimo alla retrocessione, e questo mi dispiace dirtelo. Cioè la zona bassa della classifica, mettiamola così, ma sei anche lontanissimo dal poter star tranquillo. Press, come la vivi questa situazione così? Cioè che veramente è una classifica spaccata in due. Sereno. Non la vivo in modo ansioso, onestamente, la vivo in modo sereno, perché è una situazione che bisogna accettarla, non è che puoi ucciderti perché... Ah, vabbè, si sta parlando comunque di calcio, ovviamente, non è che... No, io parlo mentalmente, perché poi alla fine destabilizzazione... Poi vedendo la felpa che hai, mi sembra che c'è scritto pista, e quindi vuoi andare avanti e chiedi strada a tutto andare, porta bene quella... C'è un girone natalizio, di torno, Esatto. poi comunque alla fine prendo anche di buono la partita che abbiamo fatto col Tivoli, perché per quanto abbiamo fatto pochi tiri, siamo stati magari poco cinici nelle piccole occasioni che abbiamo avuto, però siamo stati anche una squadra ermetica, siamo stati per una volta finalmente squadra, abbiamo difeso tutti e abbiamo attaccato magari in più pochi, però abbiamo difeso tutti quando c'era da difenderla, perché sta partita col Tivoli vi posso assicurare 2 o 3 settimane fa la perdevi 1-0 un'altra volta. Quindi questo è un punto guadagnato, dici? Guarda, hai visto anche i tuoi risultati ieri, no? Sì. Nel senso, tutte le squadre accreditate hanno vinto. Il Vaston Girardi stava perdendo, poi vinceva, poi ha pareggiato. Alla fine è un punto d'argento, poteva sembrare un punto buttato. Sicuramente 3 punti cioè 2 punti in più sono meglio che uno, ovviamente, però purtroppo che vuoi fare? Cioè, nel senso che... Teniamo presente che questa squadra qui all'andata stavate vincendo 1-0, poi avete perso 3-1, 4-1. No, qui abbiamo perso ad una giornata 3-0 su 3 calci d'angoli. 3-0, esatto, quindi cioè, comunque avevate preso appunto 3 gol pesanti come prima giornata, e poi al ritorno siete riusciti un attimo a gestire bene la cosa, segno che si sta crescendo, segno che comunque la strada è giusta, perché arrivi anche da altri pareggi, mi sembra, o sbaglio? No, arrivavamo da 3 sconfitte consecutive. Abbiamo perso Atletico Ascoli in casa, abbiamo perso a Senigallia e abbiamo perso in casa con l'Aquila. Quindi è un momento, è un trend negativo non indifferente, Press? Sì, la media è un punto a partita, è una media sicuramente raccapricciante, questo è poco ma sicuro. La cosa positiva dei risultati di ieri non è tanto che non hanno vinto sotto, ma il fatto che la media salvezza credo che si sia accorciata, perché ci sta un dislivello tra le squadre che lottano e le squadre che vogliono, diciamo, vincere qualcosa. Quindi credo che la media salvezza poi si chiude a 38, 37, 38.
Cosa ti manca secondo te in questa squadra, in questa tua squadra, Press? Cosa manca per poter fare Un'anima ben definita manca. Giuseppe, cosa vuol dire quando una squadra manca un'anima? Cosa vuol dire secondo te? Vuol dire partire in difficoltà e poi fare fatica a riprendersi. L'inizio della stagione ti dà sempre Sì. il là di quello che sarà. E le prime 4-5 partite già capisci che tipo di stagione può essere. Se c'hai quell'amalgama immediato poi non lo ritrovi più, è difficile creare un qualcosa di artificiale quando invece dovrebbe essere naturale. Capisco che invece, che è un problema che ha attanagliato anche noi, gli interventi del Press, che comunque ha fatto riferimento ai tanti infortuni che ha avuto, e come diceva pure Giovanni, spesso stravolgere non è benefico, però può essere più che essenziale, necessario, altrimenti non hai la squadra per andare in campo. Se hai infortuni gravi, se hai infortuni traumatici importanti, tutti contingentati nello stesso periodo, cambia il volto di una squadra. Poi a noi, specie negli under, a noi ci hanno ammazzato gli under, gli infortuni con gli under, perché alla C'hai fine 4-5 infortuni nell'età con gli under. under che ti salvi e ti vinci i campionati con gli under, perché 4 persone di movimento o 3 di movimento e una a porta sono il 30% della squadra se metti 3 di movimento. No, per questo dicevo, se sono infortuni poi non so l'entità di ciascuno, magari sono gravi. Ma tutte distrazioni muscolari, lesioni muscolari che ci Sì, metti se sono dentro, gravi, perché sono contemporanei, sei costretto poi c'è stato il a cambio intervenire. tecnico che ha alzato l'intensità degli allenamenti, mi si sono strappati tutti. Ma questi Perché? infortuni magari Perché possono essere Press dovuti anche al campo dove avete giocato per no, 2 o 3 mesi magari. ma sai cos'è? Allora, in primis sicuramente allenarti su un campo magari sintetico, poi passare su un campo argilloso, sabbioso, sicuramente per i muscoli inificia. Il problema è che abbiamo fatto la preparazione atletica senza fare forza e nel momento in cui è arrivato Riolfo ha aumentato un po' i carichi di intensità, ma mi si sono strappati 18 giocatori in 2 mesi. Cazzo, era meglio che non li aumentava. Lo so, però come fai alla lunga a stare Facevano intensi solo per una aerobica. partita? C'è chi ha visto il Riccione a ottobre e novembre per 6 partite in casa vincevamo 1-0, poi le abbiamo perse tutte 2-1 perché noi duravamo un tempo, non è che duravamo più di un tempo. Quindi Cosa vuol dire Manuel quando una squadra dura un tempo? Beh, allora, io arrivo da un'esperienza che non ha benzina, che io arrivo da un'esperienza con Ciceri in cui potevi giocare 3 partite una di fila all'altra, perché lui è ben noto, quello è bravo. lo chiamano il boemo di Lodi per un motivo. E io, ad essere sincero, secondo me, a me mi ha allungato la carriera, perché fa andare forte, le sue squadre vanno forte, perché ha un modo di allenare basato sull'intensità. Veramente il ritiro il ritiro viaggi, il ritiro vai. Se però mentalmente sposi quella fatica a cui ti porta, poi i campionati li abbiamo vinti con la gamba, perché eravamo il doppio degli altri, era un momento in cui gli altri non ci stavano dietro. E se duri solo un tempo e sei talmente bravo a riuscire a difenderti il secondo tempo tenendo stile Allegri, La devi chiudere il primo tempo e poi il secondo ti devi vivere di rendita. Quello dici. Difficile so. difendere 45 minuti, fa fatica la Juve, a quei livelli là, figuriamoci in questi, nel senso non è semplice difendere la propria area per 45 minuti a tutti i livelli. Bisogna andare a fare il secondo più che prima, però durare un tempo nel calcio moderno, poi in cui l'atletismo è fondamentale, è dura. La squadra Press, oltre all'anima di questa squadra che ti manca e ti dispiace, un giocatore, che reparto vorresti tu avere? Ho fatto anche la domanda prima, mi hanno risposto con il classico ruolo, ma tu in che reparto Dirà lo stesso. pensi di mancare, che ti manca? Cosa ti manca? Dove ti manca, secondo te? Ma guarda, secondo me in questo momento non manca nulla, sono sincero. Oggi non manca nulla. Non manca nulla, sei contento di quello che hai fatto? E di No, oggi no, perché a Bonga sul mercato abbiamo fatto Caponi,
che comunque dà esperienza ed è un buon play per la categoria. E poi abbiamo fatto l'Isai avanti, che comunque è un giocatore importante di strappo a livello muscolare, è un giocatore che nei duelli è uno tosto. E poi abbiamo fatto Sumarò dell'Asti a centrocampo, che è un 2001, comunque tosto, anche Sì. lui tenace come aggressivo. E poi abbiamo fatto il portiere 2003, perché purtroppo con qualche giovane abbiamo avuto dei problemi e abbiamo preso Chiesa, l'ha visto Chiesa dietro, infatti ha fatto una grandissima partita domenica, sabato. Martinelli, braccetto sinistro, quello che stava a Montevarchi, San Sepolcro, e abbiamo fatto Diodato 2005, molto valido secondo me. Cioè in questo momento, E scusami, in questo momento credi che la squadra ci sia, l'hai fatta bene, l'avete costruita bene, è solo questione di sfortuna o di momento no, o di infortuni? no, ma non è fatto di sfortuna, sai cos'è? Che comunque, cioè, tu pensa che sabato eravamo 4, no, 5 undicesimi diversi rispetto a ottobre. Cioè, non è che tu in 15 giorni vengono Maradona, Pelé, Cruyff, Beckenbauer, buonanima stasera, che purtroppo Esatto, anche lui è andato esatto. via. Cioè, non è che tu prendi dei giocatori di Serie A e li porti in Serie D, cioè che ti fanno la differenza da soli. Cioè, comunque va amalgamata una squadra, nuovi caratteri in uno spogliatoio, nuovi equilibri da riformare. Cioè, non è che è una bacchetta magica, compri e vinci, non è così. Certo, Ci vuole il suo tempo, ci vuole il suo tempo. Cioè, io sono convinto che ora siamo sulla strada giusta. Prima no, ora sì. quindi sei fiducioso per il futuro? Assolutamente sì. Io sono tranquillissimo, sono sincero. Però vabbè, l'obiettivo iniziale che era quello di salire, ovviamente non c'è più, adesso c'è che obiettivo? Playoff? Ora c'è l'obiettivo di andare allo stadio nostro finalmente col Fano, di fare una bella inaugurazione in casa finalmente dopo 1 anno e mezzo che lo stadio non ce l'ho avuto. Quando è che succede questo? Con il Fano, che sarebbe il 21, Ah, domenica quindi 21. gennaio ci siamo, Sì, finalmente. gennaio, sì, ma lo stadio già me l'hanno consegnato, devono solo consegnare il fine lavori, hanno fatto già un torneo del settore giovanile domenica, quindi lo stadio è finito. Ma lì sei sul Devono fare. sintetico? No, sintetico o in erba? Sintetico nuova generazione, quello che va comunque idratato e irrigato con l'acqua. Perfetto. E quindi col Fano incominceremo a giocare in casa, si crea un'anima gioco forza anche perché gioca il settore giovanile, gioca il calcio femminile, e vengono i genitori e si crea tutto quell'ambiente anche di armonia, di positività. E quindi sono fiducioso per questo, sono sincero. Spero che diventerà il nostro fortino perché noi in casa ci è mancato. Noi in casa siamo ultimi in classifica. Se non ultimi, forse penultimi in classifica, Sì, come sì. media punti. Fuori casa siamo una squadra da sesto, settimo posto. Cioè è una cosa incredibile, però è la verità. Cosa vuol dire questo, Giovanni? Quando fuori casa sei una squadra che rendi di più che in casa? Cioè perché? Bah, generalmente quando ciò accade è dovuto alle pressioni. In questo caso no. In questo caso no, quindi quando accade tendenzialmente è perché magari hai calciatori che possono reggere la pressione dei tifosi, la pressione del senso di responsabilità di dover per forza vincere quando si gioca, di dover fare qualcosa in più. In questo caso non conosco nello specifico la situazione del Riccione, al di là del fatto che gioca su un campo che non è il proprio. In altri casi è probabile che una squadra più tecnica possa fare fatica, come dire, possa trovarsi meglio su un campo in sintetico e giocare male invece sui campi in erba naturale bistrattati come se ne trovano tanti. Qui non lo so, forse il press può rispondere, può sapere quale possa essere la motivazione meglio di me No, sicuramente. la motivazione è che una squadra, come diceva anche Manuel prima, è una squadra creata per il girone D che è molto più tecnico del girone F. Il girone F è un girone di guerra dove di guerrieri ne ho avuti sempre pochi io, di gente che comunque raspa, fa legna, è una squadra molto tecnica, più votata al palleggio che votata alla rottura. Su un campo argilloso e pieno di sabbia, una squadra tecnica muscolarmente fa più fatica rispetto a una squadra magari muscolare dedita alla guerra perché sulle seconde palle sono più veloci gli altri. Questa già è una bella, quantomeno Ah. sacrosanta motivazione, insomma. Ma il morale, press, tra i giocatori com'è? Perché comunque
No, quello è per importante carità, anche, è ti dico la verità, fondamentale. si è creato un bel clima, cioè ora li vedo armoniosi di nuovo, con anche l'avvento di Caponi, di Lisai, di Sumarò, gente positiva. Ma anche può Non ve- essere a Riccione, cioè comunque sei anche in in un bell'ambiente E questo è un turistico. altro Cioè, problema, questo è un altro problema. Questo. questo non è un problema, Stanno questo non è troppo bene, una... stanno troppo Proprio bene. discoteca a Riccione. Si spera che si salvino prima di arrivare a maggio, se no è la fine. Esatto, Se no lì è un perché casino. sennò lì si No, ma perde, già a Pasqua, completamente. già a Pasqua è un casino. Va bene, Press, io ti ringrazio, siamo in chiusura, Grazie a te, è sei stato stato un piacere, gentilissimo come grazie a te. sempre. Ci mancherebbe, grazie a voi. Ci per la vediamo vostra prossimamente, poi professionalità. ci sentiamo perché noi comunque presto. periodicamente ci sentiamo. Ti A ringrazio, presto. Press. Buona Ciao a te, serata. ciao, buona serata. Ciao, ciao, presto. Ciao. Manuel, se tu fossi a Riccione, Raga, avrebbe finito la carriera a 30 anni, avrebbe finito... No, a parte che vicino al mare, ragazzi, la più grande medicina naturale del mondo sarebbe fantastica. E quello è un casino, perché comunque a volte guarda che far star bene troppo i giocatori è un'arma a doppio taglio, perché il lo so. giocatore ogni tanto gli va tirato le orecchie. In che anni hai Tanto giocato te? Ti faccio due domande e poi chiudiamo. In che anni hai giocato in Scozia, mi sembra, giusto? No. Sì, 7 anni. 7 anni. Sì, 7. Ma Vicino al mare, sì, però... Con lo sponsor del Cocorico. Bravo, no? Con lo sponsor delle Highlands, -2, sempre pioggia. categoria cos'era? Scusa l'ignoranza se te lo chiedo, ma Serie cos'era? A, Serie A. Esatto, eri nei massimi livelli in Scozia. Sì, quando mi dicevano dove giochi, dicevo, sapete, Celtic e Rangers, ok, contro, per farla breve, almeno... Ma io ho scoperto che in realtà Manuel aveva anche un coro dei tifosi, vero? Sì, vabbè, sì, vabbè. Sono stati, ma con me, guarda, sono stati spettacolari. Cioè, Un coro, sì. possiamo saperlo? Dimmi? Possiamo sapere il coro che c'era? Ho capito, ma mica mi devo mettere a cantarlo. Certo. Dai, c'ha ma scusa, uno c'ha un Ma non coro... sono un giocatore... No, però almeno le parole, dai Manuel. Era il nome e il cognome, era Manuel Pascali. Ok. Vabbè, hai visto che l'hai cantata, però alla fine era semplicissimo. Vabbè, sì, ma mi presto, no, è stata bellissimo. Guarda, tra l'altro, vabbè, colgo la palla al balzo perché torno il weekend del 5 aprile, perché io poi dopo 7 anni sono venuto via da lì un po' all'improvviso, perché comunque per una serie di dinamiche sono venuto via e non sono mai riuscito a dire goodbye, cioè a fare un addio tra virgolette, come probabilmente sarebbe stato carino fare, perché comunque 7 anni, avevo vinto la Coppa di Scozia, sono stato capitano e quindi mi hanno invitato quest'anno perché finalmente ho smesso. Finalmente no, però non ho più impegni purtroppo. Finalmente per gli nei attaccanti. weekend. È stato un lapsus, Purtroppo non ho più weekend impegnati e mi hanno invitato per fare, praticamente faranno un weekend dedicato al sottoscritto, quindi ci saluteremo il venerdì sera, hanno organizzato una serata per me, il sabato il Kilmarnock gioca in casa e farò un cameo come andava fatto 9 anni fa, quasi 10 anni fa, e sarà molto emozionante. Bene, sono contento per te. Quindi, ma ti manca a te quell'ambiente lì? Ti manca ancora? Oppure è stato un passaggio della tua vita? È bello che è finito, è iniziato e finito? Comunque, Sì, no, oddio, è stato sicuramente il capitolo più bello, più importante della mia carriera, perché 7 anni ho avuto la fortuna di entrare nella storia del club, che tra l'altro è il club più antico di Scozia, prima sia dei Celtic e Rangers. Poi a me non piace portare acqua al mio mulino, lodarmi, però ho scritto pagine importanti perché ho vinto la Coppa di Scozia che loro non avevano vinto mai nella loro storia, e ho avuto la fortuna di entrare addirittura nella Hall of Fame del club, quindi quando andrò allo stadio potrò vedere la mia targa gigante con su scritto Manuel Pascali. Cioè, io adesso un po' mi accorgo di aver fatto qualcosa di veramente importante per loro e ci sono legato. Poi cosa mi riserverà il futuro non lo so, però aver avuto la fortuna di vivere il calcio British è un privilegio che ho avuto, che ho inseguito perché me lo sono andato a prendere,
però è un privilegio che mi ha garantito, cioè mi ha regalato veramente il sogno di tutti, quello di giocare davanti a 50.000 spettatori, nome sulla maglia, capitano, vincere coi set. Io ho visto, Manuel, ho visto una tua intervista, mi sembra su DAZN, qualcosa del genere, è andata una... Sì, Croquetas. Sì, esatto, bravissimo, dove dicevano, ti avevano chiesto perché sei andato in Scozia a giocare, cosa ti ha spinto, e tu gli hai risposto perché avevo il nome sulla maglietta. Cioè, sì, io ho risposto il sogno. Tu gli hai risposto così? Come? Sì, no, io ho risposto il sogno. Esatto. E il sogno era anche quello una volta, perché quelli veri, avere il nome sulla maglia una volta, un po' di anni fa, Esatto. era voler aver raggiunto il livello top, perché comunque lo si aveva o in Serie B o in Serie A a quell'epoca. Quindi voleva dire, io mi ricordo quando mi hanno presentato, entrare nello spogliatoio e vedere la mia maglia appesa, 29 Pascali, un cognome comunque mio, di mio papà, di mio nonno, cioè mi ha sempre spinto, quella piccola cosa che ti dici, cavolo, sarebbe un sogno, e l'ho eseguito e l'ho ottenuto. Adesso vedo gente che anche in D si mette il nome sulla maglia, mi fa sorridere, è carino, però... ha perso un po' il vero valore, vero? Sì, secondo me sì. Cioè adesso anche in prima categoria magari ti vai a mettere le no, cose, allora uno dice ma tanto vale, lasciamo perdere tutto. Perché lo comprano tipo 9, Gastaldello, si comprano, capito? Magari ha senso in alcune piazze storiche che scendono e si trova a Trapani, magari c'è il merchandising, ci sta, per Dio. Però la cosa bella era veramente arrivare in Serie A, avere il nome sulla maglia, una cosa in più. Manuel, siamo arrivati alla fine, io ti ringrazio, è stato un piacere vederti, che poi tra l'altro è la prima volta che ci vediamo, diciamo così, perché ci siamo sempre sentiti e quindi ci siamo anche visti, è stato un piacere vederti. La prossima volta vediamo magari di averti qua in studio, va bene? Sarà un piacere, ragazzi, saluto tutti gli ospiti. Ciao, grazie, ciao. Buona serata. Ciao, grazie. Giovanni, Giuseppe. Allora, Giovanni e Giuseppe, l'Erasmus dei calciatori sarebbe una roba da fare. Come? L'Erasmus per i calciatori. È bello sarebbe una roba parlare da di questa fare. cosa qui. La risposta per il nome sulla maglia è bellissima. Cioè, è qualcosa, anche perché poi c'è anche un collegamento concettuale psicologico tra il sogno, lui dice il sogno, e questa è una risposta da bambino, no? Cioè, esatto. Evidentemente è un bambino che ti dice per cosa? Per il nome sulla maglia. Esatto, Ed è bellissimo perché lui comunque ha fatto un'associazione magari anche involontaria che manifesta una grossa sensibilità da parte di Manuel. Vabbè, però è il sogno, poi era 10 anni fa, ripeto, non è come adesso che anche in D c'hai tutto, è un po' tutto ovattato, molto più bello di una volta. 10 anni fa la Serie D non era quella che è adesso, credo, quindi andare in Scozia, in un top club di Serie A comunque, e viverla in quella maniera, cioè comunque... Però pensa quante opportunità può avere un calciatore italiano per il livello che c'è in Italia. Adesso lui non so se veniva dalla C prima di andare in Scozia. Comunque sicuramente merito suo, fortuna, in serie di incastri, si è guadagnato questa opportunità. Quando ci sono dei giocatori che girano sempre le solite squadre, le solite categorie, potrebbero anche ambire a un palcoscenico di una Serie A, di un altro campionato, come può essere, vabbè, adesso, non l'Inghilterra, il livello di adesso andiamo sulle vere categorie tipo Serie A così, ma il livello della Serie A è sceso, cioè è calato un po' in Italia? È calato. Cioè i grossi campioni non vengono più? Non è che i grossi campioni non vengono più, però... Perché poi se ne vanno. Se ne vanno. Ho un'idea un po' contraddittoria e contrastante dentro di me, perché da una parte penso che il livello sia sceso, dall'altra parte penso che però alcune società abbiano ripreso a fare calcio bene, vedi l'Inter, no? Vedi tendenzialmente anche il Milan, cioè abbiamo avuto una società finalista in Coppa, vedi la Roma con Mourinho. Quindi secondo me tendenzialmente si sta riprendendo quella capacità di organizzare la società in maniera diversa. L'Inter oggi secondo me è una delle società più importanti d'Europa, al pari anche perché ha fatto una meravigliosa programmazione nel corso degli anni dagli arrivi della famiglia Zhang. Però non te lo permette, cioè il pubblico, la tifoseria non te lo permette di programmare, devi vincere subito, devi dare subito tutto, cioè Zhang è stato criticato i primi anni
cioè vattene, adesso non lo dicono più, ma comunque i primi anni sono stati difficili. Assolutamente. E se non hai le spalle grosse o quantomeno fai quadrato intorno, ti diventa anche difficile fare calcio e costruire un progetto, perché tu devi vincere, perché il Milan 2 anni fa ha vinto lo scudetto e adesso sembra che è quella che non sa fare più nulla, ma in realtà è lì attaccata. Il Napoli l'anno scorso ha stravinto lo scudetto, adesso si trova Ha stravinto lo scudetto, il Napoli ha insegnato calcio anche in Europa. Ma si trova a metà classifica adesso. Perché succede questo? Cioè, vinci lo scudetto, stravinci e poi non riesci neanche... E quindi torniamo al discorso che abbiamo fatto precedentemente rispetto agli stravolgimenti, no? Il Napoli non è riuscito a dare continuità al progetto. Il Napoli... Sì, vabbè, il Napoli però non è che ha stravolto tanto. Cioè, via Spalletti, ma poi si è tenuto Osimhen, si è tenuto Politano, si è tenuto... Ha perso il più forte di tutti però, che è Kim. Perso un giocatore della Madonna. Perdi Kim in difesa e non lo rimpiazzi. Qualche problemino in più quest'anno c'è stato, anche perché l'anno scorso ho una mia convinzione che il Napoli l'anno scorso non fosse la squadra più forte del campionato. Era la squadra che probabilmente giocava meglio, perché aveva un grandissimo allenatore, che aveva importato nel Napoli degli enormi dettami tattici che hanno funzionato, perché Spalletti è un calciatore che riesce a comprendere come ottimizzare il rendimento di un calciatore. Ma è facile dire questo quando vince un allenatore, dire questo, perché poi Spalletti è stata all'Inter, è stata alla Roma. Insomma, Spalletti all'Inter... è arrivato quarto, Sì, l'ha portato in Champions, è vero. Però il gioco di Spalletti è sempre stato un gioco riconosciuto da parte di tutti. Spalletti è un grande tattico ed è un grande sviluppatore di gioco, in senso molto moderno, nonostante poi sia un allenatore che abbia una grandissima esperienza, a differenza magari di un Allegri che tendenzialmente di gioco ne fa poco, però è un pratico, è un concreto e porta risultati. Secondo me Spalletti nel corso della sua carriera gli è mancata la reale possibilità di fare ciò che voleva. Penso ad esempio alla Roma, ai problemi con Totti, nonostante poi le squadre importanti le abbia avute. È riuscito a vincere soltanto in Russia. E poi c'è il capolavoro Napoli, ritornando al pensiero iniziale, che si concretizza perché è stata una stagione in cui non è andato nulla storto. Io se penso al Napoli di Gattuso, ricordo che Gattuso, io non sono tifoso del Napoli, ricordo che Gattuso stava facendo un grandissimo percorso quando è arrivato a Napoli, poi improvvisamente si infortuna Osimhen, insomma vengono a mancare 2 o 3 pezzi di quelli importanti e il Napoli chiaramente non riesce più a vincere. L'anno scorso il Napoli è stata una squadra miracolata dal punto di vista degli infortuni, l'entusiasmo è andato a 1000, il tifo di Napoli è un tifo che ti trascina quando le cose vanno bene e poi ti distrugge quando le cose vanno male, vedi quest'anno con quello che sta succedendo, e quindi l'anno scorso è stata la stagione perfetta. Se avessero avuto qualche problemino in più, come ad esempio l'ha avuto l'Inter, hanno avuto tutte quante le altre competitor che non sono riuscite a stare dietro al Napoli, non so se il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Secondo me una visione distorta ce l'ha data il dominio della Juve in Italia, perché aver vinto tutti quei campionati di fila, 9 scudetti di fila, è una roba da fuori di testa. Non ci rendiamo conto neanche noi della difficoltà ogni anno a ripartire e rivincere. Vincere 9 campionati di fila, per te che sei juventino, festeggi tutti gli anni? No, non festeggi, ma è una cosa che ha distorto la mentalità dei tifosi, di chi segue le squadre, di chi pensa che il Napoli ne avesse dovuto vincere 4 o 5. Ci dimentichiamo che invece negli anni 90 ogni squadra ogni anno c'era la favorita che vinceva. Poi magari non fai la fine del Napoli così in maniera che sembra un'ecatombe. Negli anni 90 alla fine 2 erano quelle che vincevano. Ha vinto la Sampdoria, lo scudetto, ha vinto la Roma nel 2000, ha vinto la Lazio, la Juve, il Milan e l'Inter si alternavano. Cioè, il dominio della Juve per 9 anni di fila ha distorto l'immaginario della gente di credere che quando una squadra vince deve aprire il ciclo di 5 anni. Non c'è scritto da nessuna parte. Sai cosa Però è vero, avrebbe potuto fare? Quando vince, attenzione, il Napoli non ha aperto il ciclo, ma perché il suo presidente l'ha smantellata. Ma più che smantellato non ha fatto il passaggio al contrario, secondo me non ha fatto il passaggio in più, quello che avrebbero fatto i presidenti negli anni 90, i Sensi, i Cragnotti, i Tanzi, che lì poi, come diciamo, ci dimentichiamo dei grandi campioni perché non arrivano in Italia, arrivavano perché le spese erano folli. Se De Laurentiis avesse voluto provare a vincere nuovamente lo scudetto quest'anno, non smantellava, acquistava 2 top player e provava di nuovo a vincere il campionato, ma questo voleva dire andare fuori dai
parametri che si era imposto di una sorta di fair play finanziario, di non sforare Ma da che mondo è mondo, alcune la squadra cifre. che vince spende di più di quello che guadagna, perché sennò non può succedere. Tu hai mai visto, correggimi se sbaglio, una squadra che vince e spende di meno di quello che guadagna? No, può accadere, però diciamo che è una rarità. L'Eister, Però, per esempio, il Milan, dopo che ha vinto lo scudetto, ha comunque dovuto sempre guardare a un ridimensionamento, a una gestione virtuosa economica, non l'ha rivinto l'anno dopo, è stato quasi però un'ammissione di gestione sana, di dover dire ragazzi non possiamo fare questo step in più. Adesso non so, l'Inter magari vincerà lo scudetto quest'anno, con i problemi finanziari che ha, penso che l'anno prossimo dovrà cedere piuttosto che andare ancora a spendere, perché hanno dei debiti A meno che non mostri. vinca la Champions. Sì, ma hanno fatto vedere che Sì, con vabbè, ma l'anno da tutti che parlano di record questi problemi finanziari, ma uno No, non capisce no, che però- sono debiti comunque aziendali. che vengono da Vengono anni, debiti però- aziendali che vengono ammortizzati. che Cioè, non è vengono che ammortizzati, hai, però tutti vogliono gridare al ma fallimento per provare- dell'Inter, ma no, l'Inter ma è per sana. provare ad ammortizzarli ti deve andare la stagione d'oro, dove vai avanti in Coppa, dove arrivi con i profitti di eventuali vendite, di botteghino, e devi fare veramente un percorso straordinario. Qualora non fosse, ti trovi ad avere dei ricavi inferiori e devi fronteggiarli. Tu come E stai l'anno vivendo? dopo- Come stai vivendo quest'anno senza coppe? No, non faccio le trasferte con l'amico Vito Cera. Ah, quindi sei a casa a far niente, Sì, giusto? il mercoledì siamo a casa. Va bene, con questa battuta chiudiamo. È stato un piacere essere qui con Giovanni per la prima volta in diretta. Com'è andata, Giovanni? No, non è la prima volta in diretta, la prima volta in diretta con te. Con me, esatto, sì, no, io parlo di me, la prima volta con te, quindi com'è andata? No, ci siamo divertiti come sempre. Abbiamo parlato, Siamo andati clamorosamente lunghissimi, visto che Esatto. Adesso ordino le pizze. sono le 9:35. Bene, Giuseppe, grazie di essere venuto. Grazie a te, grazie Sempre come un piacere, sempre Forza Tritium. per la forza che dai a tutto il movimento calcistico dilettantistico, che senza trasmissione come Bepi non avrebbe senso di esistere. È dura, ma teniamo. Grande. Allora, quindi cosa fai? Firmi per 4 punti? No, 6? Secchi, ne vuoi 6? firmo per 7 o me la gioco. Cominciamo a mettere prima- dentro i primi 3 e poi si ragiona sul secondo step. Va bene, io vi saluto, è stato un piacere, grazie, arrivederci, a presto. Arrivederci. Ciao.